Voi rappresentate il fronte dell'attività generosa, senza soste, professionale, competente, senza risparmio. Quell'attività che abbiamo imparato a conoscere e ad ammirare in questo lungo periodo e che adesso non dobbiamo e non possiamo rimettere nel dimenticatoio solo perché ci apprestiamo a ripartire. Ha ringraziato così il vescovo di Treviso, con la presenza dei direttori delle ULSS toccate dalla diocesi, tutte le donne e gli uomini che hanno operato incessantemente per strappare tante vite al contagio. E l'ha fatto nell'ultimo giorno di porte chiuse per la partecipazione alle messe. La scelta è stata per la chiesa del monastero della Visitazione, alle Corti di Treviso, dove si è levato chiaro il messaggio ai fedeli. Però l'appello è quello di partecipare con il cuore nella fede, ma sempre tenendo conto che queste misure che ci vengono chieste, che anch'io ho chiesto alla diocesi, non sono contro qualche cosa, ma sono a favore di qualcuno, sono parte stessa della messa, anche le attenzioni che chiediamo. Accanto alla gioia per la riapertura alla celebrazione delle messe, Monsignor Tomasi non dimentica l'attenzione per il riavvio del motore economico delle nostre comunità, tra volontà di aprire il più possibile e l'attenzione a non riaccendere il contagio. Un passo più lento adesso è il primo di una lunga serie, un passo troppo veloce o troppo lungo è un passo e basta. Andiamo avanti un passo alla volta, ma prendendoci assieme. E come buon auspicio anche dal Vescovo Tomasi una delle frasi simbolo di questa pagina della nostra storia. Questa è la prima volta che lo dico in tutto questo periodo, insieme ce la faremo.